Durerà pochissimo la chiusura del reparto di chirurgia dell'ospedale Barone Lombardo di Canicartì. Ad affermarlo è l'onorevole Carmelo Pace, capogruppo della Democrazia Cristiana all'Asse, che già ha annunciato che è stata trovata una soluzione. A seguito di numerose segnalazioni del sindaco Corbo, del commissario cittadino della Democrazia Cristiana Asti, dei consiglieri comunali Alaimo e Ferraro, ho avuto modo di incontrare il commento dell'onorevole Pace in diverse occasioni, il commissario dell'Aspe di Agrigento Mario Zappia, e grazie alla grandissima abnegazione e di uno splendido lavoro di squadra sono stati individuati ben 3 chirurghi che entro il mese di aprile prenderanno in servizio presso la chirurgia dell'ospedale Lombardo di Canicattì. Sulla scorta di queste notizie è praticamente certo che l'importante reparto del presidio ospedaliero di Canicattì riaprirà quindi in termini brevissimi. Già prima della fine del mese in corso, l'onorevole Pace inoltre si è detto particolarmente orgoglioso anche per il fatto che 2 medici che hanno dato disponibilità sono dei miei concittadini di Ribera. Alla città di Canicattì e al suo comprensorio, conclude Pace, presto verrà ridato ciò che merita.